Il film è nata praticamente da una domanda, che cosa ci fosse dopo il successo, quindi quando scrivo un film parto sempre da un interrogativo. Quindi io credo che la storia di Maurizio Schillaci era perfettamente idonea per la trama che io volevo raccontare, perché Maurizio Schillaci un po' diciamo, è tutto questo, lui è una persona che ha avuto un grande successo, un grande passato perché giocava nella Lazio, aveva tutto, aveva soldi, macchine, donne, un grande contratto, poi diciamo, un infortunio calcistico lo allontana dai campi di calcio e quindi poi diciamo, il sogno che svanisce lo porta diciamo, alla depressione, all'alcol, alle droghe e quindi diciamo, perde tutto. Quindi lui secondo me era perfettamente il personaggio perfetto per raccontare la mia storia. Lui è un personaggio che diventa anche, se vuoi, prende le fattezze fisiche della città che ho voluto raccontare, che è Palermo, la città in cui io vivo, e Palermo è una città un po' come lui, che ha avuto un grande passato e oggi vive di quello che è stato, oggi è decadente, fragile, un po' come le ginocchia di Maurizio. Quindi Maurizio Schillaci un po' diciamo rappresenta questo, no? Che cosa c'è dopo il successo? E la domanda, la risposta è la solitudine, il completo abbandono. Però è quella solitudine un po' come si vede nel film, immersa nella folla, quella solitudine immersa nella confusione. E quindi è un po' così Palermo, è un luogo dove ti perdi, come fa Maurizio in questa notte palermitana, però poi ha i suoi punti forti di riferimento. E quindi diciamo mi è tornato tutto per raccontare un tema a me molto caro, che appunto è quello della solitudine, della nostalgia, sono i temi che prediligo quando faccio i miei film.